Partenza i cavalli della seconda corsa, vediamo le fasi di lancio con in partenza dall'esterno il più veloce Desdemona Ross che cerca di avvantaggiarsi, ma all'interno fanno buona Numero guardia 10 del Waze Bus squalificato. Francis, Electra OP. Numero Poi si 1 accoda. Daniele AG Squalifiche invece squalificato. per Danilo AG. Rimane così all'esterno Desdemona, mentre in terza posizione c'è Don Rodrigo che ha colto ottima partenza dalla seconda linea e si sistema appunto in terza posizione. Vediamo intanto il quarto iniziale, 28,9 per Eloy Joe Francis, con in schiena Electra OP, all'esterno sempre Desdemona Ross che copre Don Rodrigo, più indietro sono Ellie Brodipa ed Emily SSG, completati 600 in 44,7 nonostante il 15,8, da meno di 1,15 il primo segmento di gara. Se ne va il giro iniziale nell'ordine del 59,5, ancora un 14,8 davanti alle tribune, con Eloy Joe Francis in vantaggio, Electra OP in schiena, terza posizione per Don Rodrigo. Scompare Desdemona Ross, il chilometro completato in 1,14,2, sposta già Electra OP che va su Eloy Joe Francis a 500 dal palo, l'appariglia completamente sulle loro tracce, rimane Don Rodrigo, gli altri lontani, insiste Electra OP contro Eloy Joe Francis che prova la difesa, Electra OP si getta di galoppo a metà della curva conclusiva e numero così 3 in vantaggio Electra Eloy Joe Francis, seguito dal solo Don squalificato. Rodrigo. Gli altri nettamente discosti, deve essere sostenuto ora Eloy Joe Francis. Don Rodrigo prova ad avvicinarlo nel finale, Eloy Joe Francis entra in crisi, Don Rodrigo invece ha energie più fresche nel finale. Don Rodrigo passa per vincere su Eloy Joe Francis, mentre per il terzo è il numero 6 Ettore Del Sauro che tiene a bada Emily SSG. 1,13,3 il ragguaglio conclusivo, 29,5 a chiudere la vittoria per Don Rodrigo e Enrico Cuglini, che coglie in crisi Eloy Joe Francis che ha fatto da parte sua una gran corsa in testa, ma nel finale ha dovuto subire le energie più fresche di Don Rodrigo, che Enrico Cuglini lo ha portato all'attacco del battistrada per piegarlo nel finale. Vince quindi Don Rodrigo, Enrico Cuglini, Scuderia Perugia 2000, per conto di Daniele Cuglini.